Libri come... Libri come oggetti, nel senso, poi spiego perché anche, quindi. Sì. Libri come catasta, come caterva, come caverna, per poter entrare dentro, per poter alzare il livello, per poter, non dico solo alzare il volume, detto e stradetto, ma per poter andare a vedere come poter rispondere alla delinquenza intellettuale e al teppismo culturale che c'è in questo momento. Libri come persone. Libri come esseri umani. Libri come onestà intellettuale. Libri come viaggio. Libri come occasione di incontrarsi e di rimettere in campo quella parola terribile che altrove viene rimossa e che si chiama complessità. Libri come creature viventi. Libri come amici molto interessanti che ti raccontano stranissime storie. Libri come conoscenza. Libri come formazione. Libri come arti, sia arti da artigli e da arte. Libri come problema della mia casa, perché non ho mai capito come riuscire a togliere la polvere dai libri. Invece no, il libro continua ad essere un oggetto. E se è un libro di 600 pagine, sono 600 pagine, insomma, 600 pagine piene di inchiostro. Libri come sostantivo, non solo come aggettivo, libri come sostanza, libri come stanza della mente, libri come concetto, come concerto, quindi con musicalità estrema e anche con una complessità, una durezza e una violenza, solo violenza bella e buona, non brutta e cattiva, perché noi siamo contrari alla violenza brutta e cattiva, ma quella bella e buona sì. Non sono solo di carta, sono di voce, di viva voce. Te ne accorgi molto chiaramente quando devi fare un trasloco, quanto i libri siano realmente oggetti, perché alla fine metti 10 libri in una cassa e quella cassa pesa una tonnellata, insomma, e ce n'hai altri 5.000 insomma, da trasferire. Il mio è un appello, chi sapesse come portare via la polvere dai libri senza morire, me lo dica.